A 6 giorni dalla scadenza dell'iscrizione al campionato di Serie D, prevista per il 12 luglio alle 18, il futuro della Nuorese rimane nebuloso. Il presidente Michele Artedino, che la settimana scorsa ha consegnato le chiavi dello stadio Frogheri al sindaco di Nuoro Andrea Suddu, di fatto formalizzando le proprie dimissioni, ha ribadito con forza nelle ultime ore che non procederà all'iscrizione della squadra e soprattutto di non aver dato nessuna disponibilità in questo senso al sindaco Suddu. Al momento il presidente Artedino non ha nessuna intenzione di tornare sui propri passi, anche perché non ci sono novità rispetto alle istanze che lo avevano portato a gettare la spugna dopo 5 anni di successi. Pertanto la palla rimane al sindaco Suddu, che ha preso a cuore la situazione della Nuorese e che in questi giorni ha avviato una ricognizione delle forze economiche della città e del circondario per vedere se si riesce a trovare qualcuno in grado di supportare l'attuale gestione oppure che dia vita a una cordata di imprenditori in grado di rilevare la società. Ma al momento la situazione rimane in bilico. Da giorni si parla della costituzione di una cordata di imprenditori nuoresi che avrebbe intenzione di rilevare la società verde-azzurra e di iscriverla al campionato, ma il tempo stringe per procedere alla formalizzazione della presentazione della domanda, del pagamento delle tasse e della fideiussione. Tutto sta diventando complicato se non impossibile. Pertanto questo fine settimana sarà decisivo per il futuro della Nuorese. Il conto alla rovescia è iniziato e scorre velocissimo. Se non si risolverà la crisi societaria con un ripensamento del presidente Artedino o l'ingresso di un nuovo gruppo, per la Nuorese l'iscrizione al campionato di Serie D diventerà un'impresa impossibile.